Impianti di cremazione a Padova che sono serviti anche per i tanti decessi dovuti al Covid-19, un metro di misura, quello degli impianti, che ci fotografa la situazione Covid e l'assessore preposto che ci parla di come sta andando la situazione. Sappiamo che il Covid in questo momento ci pone delle nuove sfide, per quanto riguarda le cremazioni è tutto sotto controllo. Ricordo che il 18 marzo ricorre la giornata nazionale per i morti di Covid e la data parte proprio dalla prima volta che un camion dell'esercito è uscito da Bergamo. Tutti abbiamo ancora davanti le immagini delle lunghe file di camion con le bare pronte per altre sedi crematorie come quelle appunto di Padova e lo sforzo straordinario di turni H24 per soddisfare le molte richieste. Un ricordo ancora vivo anche nell'amministrazione patavina. Con questa città ci sentiamo molto uniti proprio perché in quei giorni l'anno scorso ci siamo supportati gli uni con gli altri e pertanto siamo vicini alla città di Bergamo ma anche a tutti coloro che in quest'anno hanno perso la vita in questa pandemia. Si vorrebbe ricordare con qualche cerimonia, ci è stato detto, ma il colore in cui si trova la nostra regione attualmente rende tutto molto più difficile. Per quel giorno purtroppo, visto l'ingresso nella zona rossa, non c'è possibile prevedere niente, però stiamo organizzando qualcosa per i giorni successivi, non appena sarà possibile.